le emozioni, lo spettacolo, come dire, qualche amarezza per l'assenza dell'elemento secondo me più importante, che sono gli atleti, che ci guarderanno dai luoghi dove sono già pronti per le gare di domani mattina, quindi organizzativamente comprensibile, però avvertiremo un po' la mancanza di quelli che sono i nostri principali riferimenti. Intorno alla riabilitazione della Russia e della Bielorussia c'è stata un po' di polemica e ci sono delle nazioni che hanno deciso di non essere presenti. Cosa si sente dire? Che si comprende la posizione, da paese ospitante abbiamo espresso il nostro pensiero, che è in sintonia con quello dei paesi che non sono presenti in questa cerimonia e che saranno comunque presenti con atleti e atlete in tutte le gare. Manca anche l'unico atleta iraniano, non ha potuto esserci. L'importante è che stia bene.